Buongiorno, ben ritrovate e ben ritrovati. Questo nuovo appuntamento di 7 in punto per approfondire le questioni di estrema attualità e crediamo che quella che andiamo a trattare questa mattina sia una questione che sta particolarmente a cuore a tutta la comunità, perché parliamo del Corpo di Vigili del Fuoco, parliamo del loro lavoro e lo facciamo con un diretto operatore del settore che è anche un rappresentante sindacale e che ci spiegherà proprio questa mattina qual è la delicata, difficile situazione, perché avete visto come abbiamo intitolato la nostra puntata, pochi, bistrattati e mal pagati. Sono tre caratteristiche insomma, che non onorano certo un corpo che fa un lavoro davvero ingrato durante tutto l'anno, perché tante sono le emergenze, lo abbiamo visto nella nostra quotidianità, che possono capitare. Andiamo dunque a ringraziare di essere con noi e a salutare Enrico Marchetto, che è il portavoce del coordinamento dell'unità sindacale di base dei Vigili del Fuoco. Buongiorno a lei. Buongiorno e grazie per l'invito. Grazie a lei di essere con noi. Anzitutto USB, che cosa significa questa sigla? Ma è una rappresentanza sindacale nata qualche anno fa sulle spoglie di un altro sindacato che si è unito e hanno formato un'unità, hanno formato un'unione sindacale di base che è la somma di più organizzazioni sindacali. Nella nostra categoria, nei Vigili del Fuoco, siamo rappresentativi a livello nazionale e quindi abbiamo tutte le tutele e quello che serve a rappresentare i Vigili del Fuoco nel nostro ambito che è il Ministero dell'Interno. Certo, voi dipendete dal Ministero dell'Interno e difatti fate riferimento al Ministero dell'Interno per insomma, reclamare una situazione che veramente vi vede fortemente penalizzati e ovviamente se i Vigili del Fuoco sono penalizzati ne è penalizzata tutta la comunità. Con Enrico Marchetto parlavamo anche prima di andare in onda ovviamente di tutto quello che è successo, ma nel giro di pochi giorni pensate ai due grandi incendi, quello dell'azienda di vernici di Brendola proprio vicino all'autostrada, siamo in provincia di Vicenza, e quello invece nel comune di Porto Veneto, siamo nella bassa padovana, dove è andato a fuoco un grande allevamento con decine di migliaia di capi che sono arsi vivi, insomma un disastro assoluto. Enrico Marchetto, voi avete diramato dei comunicati importanti di protesta perché per esempio a Brendola si è quasi sguarnito tutto il Veneto. Sì, io vorrei fare un po' di passi indietro. Già dal 2012 noi come organizzazione sindacale a Padova e nel Veneto abbiamo detto di questo passo rischiamo addirittura la chiusura, rischiamo veramente di rimanere solo come comandi provinciali e non avere sedi distaccate. Perché? Perché era in atto un riordino del Corpo Nazionale che è culminato nel 2014, poi seguito poi nel 2018 con il riordino delle carriere interne, che ha visto un taglio del personale, ha visto un taglio netto del personale e praticamente ci siamo ritrovati ad avere come città di Padova una sola squadra di intervento. Questo significa che alla seconda chiamata, alla seconda richiesta di soccorso bisogna inventarsi qualcosa, cioè significa recuperare le ultime risorse che sono qualche unità dalla sede centrale e in appoggio far uscire un distaccamento. Questo significa allungare i tempi di intervento, un aumento esponenziale dei danni e la vita delle persone in pericolo. A questo noi non ci stiamo e come organizzazione sindacale da anni abbiamo preso contatti con la Regione, con le forze politiche, anche attraverso un'interrogazione parlamentare su Padova. Padova non merita come città ad avere un soccorso tecnico urgente fatto ai Vigili del Fuoco con queste pochissime unità. Sì, perché oltretutto sono 6 anni che esiste il distaccamento di Abano, che ha ulteriormente impoverito le risorse che erano già poche del comando di Padova. Certo, la revisione delle piante organiche stabilite nel 1998 non prevedevano il distaccamento di Abano. Nel 2006 è stato aperto il distaccamento di Abano, però contestualmente non sono arrivate le 30 unità che noi ci aspettano per un distaccamento, per la funzionalità piena di un distaccamento. Quindi si è dislocata una squadra per turno dalla sede centrale ad Abano. Abbiamo fatto le nostre rimorsanze, i nostri appelli e a tutto ciò si è sommato un taglio che dicevo prima negli organici, la mancanza di richiami di personale precario che anche questo comunque garantiva la formazione, garantiva anche la composizione di squadre di soccorso. Ora siamo all'epilogo perché una squadra di soccorso non garantisce una sicurezza sia per gli operatori stessi che per la buona uscita dell'intervento. Nel caso in cui invece ci siano incendi grandi, come diceva lei, di Brendola oppure nella bassa padovana di questi giorni, si sguarniscono intere zone del territorio del Veneto per sopperire a queste carenze.
ad esempio a Santa Margherita d'Adige dell'altro giorno, che ora è Borgo Veneto come comune perché si è unito ad altri comuni, è intervenuta anche una squadra di Castelfranco Veneto, che è dalla parte opposta, siamo attorno ai 90 km di distanza. È un camion in soccorso, comunque per fare 90 km ha bisogno di tempo. Venerdì appunto le squadre si sono trovate, la provincia di Padova si è trovata per qualche ora completamente sguarnita. E questo significa che nel caso in cui di un incidente stradale in autostrada, immagino, un soccorso persone in città, sarebbe dovuto intervenire il comando di Vicenza, immagino, il comando di Venezia, quindi Mestre. Queste cose qua non sono tollerabili, perché comunque il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco fino a qualche anno fa reclamava il fatto di coprire tutto il territorio nazionale in un massimo di 20 minuti. Questo non è applicabile, non è attuabile, quindi serve veramente una presa di coscienza della politica che comunque sa della situazione. È veramente una presa di coscienza per rivedere proprio la classificazione del comando di Padova. 1 milione di abitanti in tutta la provincia, 34 operatori in servizio attualmente adesso in tutta la provincia, quindi 14 nella centrale di Padova. Togliendo gli addetti alla sala operativa, il caposezione e qualche operatore che comunque deve garantire la continuità interna del soccorso, restano pochissime unità e quindi delle volte per sopperire a queste carenze si inviano anche squadre sotto organico, sotto numero, e questo è altamente pericoloso e contrario a tutte le nostre procedure operative, perché comunque anche noi, sebbene facciamo soccorsi, quindi siamo sempre borderline nel senso della sicurezza, abbiamo comunque delle procedure che dobbiamo rispettare. La squadra deve essere composta da 5 unità, è inammissibile che una squadra possa essere composta da 4 o da 3 unità, soprattutto per interventi dove c'è di mezzo la vita delle persone. Senta, la cosa che ci ha colpito e quasi spiazzato è sapere che dal punto di vista delle tutele anche vostre, come incolumità fisica, perché sono morti dei suoi colleghi per gli interventi, l'abbiamo sentito nei mesi scorsi, per cui c'è il ferimento, la morte, lesioni varie, cioè voi non è che abbiate delle coperture così? Noi non abbiamo copertura INAIL, come tutti i lavoratori. Questo significa che non abbiamo una tabella sulle malattie professionali interne, ad esempio, non abbiamo una storia di quanti vigili del fuoco, ad esempio, si siano ammalati per amianto. E invece se fossimo inseriti dentro l'INAIL, anche noi avremmo questo studio sulle malattie professionali. Inoltre abbiamo un'assicurazione privata che paghiamo tramite un nostro ente interno che finanziamo mensilmente e ci copre di qualche spesa medica, gli esami di pronto soccorso ad esempio, però comunque dobbiamo sempre anticiparli noi e comunque richiedere i rimborsi, e questo non è comunque una cosa. Noi come organizzazione sindacale da anni chiediamo proprio la modifica della legge che regolamenta l'INAIL e inserendo anche i vigili del fuoco che sono attualmente esclusi. Le risposte non è che siano state così incoraggianti, vero? Se ci sono state. Tante pacche sulle spalle, quelle sempre, quelle in ogni occasione, tante pacche sulle spalle, però con le pacche sulle spalle non si va avanti. Se dobbiamo mettere in conto che anche come pubblici lavoratori per 9 anni abbiamo subito un blocco dei contratti nazionali di lavoro, recentemente ne è stato rinnovato uno a fine mandato del governo precedente con poche briciole, però quello che importa a noi per il momento, oltre a reclamare il salario giustamente, reclamiamo la sicurezza delle persone. Le persone devono essere sicure. Il nostro compito istituzionale è la salvaguardia delle persone e delle cose, quindi quello dobbiamo continuare a garantire ed è un servizio pubblico essenziale che lo Stato deve garantire. Facendo riferimento proprio appunto a uno degli episodi più recenti in termini di tempo, cioè pensiamo anche se interviene in una fabbrica di vernici dove è venuto un incendio, quello che si può sprigionare, cioè voi arrivate sul posto per primi, siete voi i primi a respirare e a inalare tutto quello che c'è nell'aria? Sì, certo, noi abbiamo dei dispositivi comunque di protezione che dobbiamo obbligatoriamente indossare. Nell'occasione di Brendola e in caso di incendi veramente importanti o grossi interventi, c'è la necessità dell'invio immediato di squadre più vicine
e che prevedono anche mezzi di supporto, non solo la squadra con l'autobotte di acqua, sì, ma anche il furgone con la schiuma per spegnere un incendio del tipo. Avere appunto tutti questi supporti che attualmente dobbiamo richiedere da altri comandi perché non c'è il personale che possa portarli sul posto. Giornalmente si richiama personale a casa in turno libero quando noi non abbiamo una forma di reperibilità, ad esempio. Quindi si fa sempre fiducia, si chiede sempre al personale di dare oltre a quello che deve. Lo spirito del Corpo Nazionale è quello di portare aiuto, quindi il personale, anche se viene chiamato a casa e sa che comunque dovrà organizzarsi per andare a lavoro il prima possibile, non ha reperibilità, però quando vede la situazione nel suo ambiente, nella sua città, vede una situazione di soccorso, sì, ci va al lavoro, non ha nessun problema, però questo non può essere comunque una cosa che va a eliminare il fatto che serva più personale. Questo è innegabile, che il comando di Padova serva molto più personale. Senta, c'è anche un altro aspetto che vorremmo chiarire anche a chi ci sta ascoltando. Tante volte si sente, è scoppiato un incendio, sono intervenuti i vigili del fuoco con i volontari della protezione civile. Cioè, questo vi garantisce qualche margine in più di sostegno? Crediamo un po' difficile. No, diciamo che noi come organizzazione sindacale abbiamo sempre reclamato il fatto che la nostra allocazione dentro il Ministero dell'Interno non sia la nostra allocazione naturale. Noi siamo un corpo di protezione civile, la legge di protezione civile ci indica come corpo fondamentale per il meccanismo di protezione civile e indispensabile, quindi la nostra posizione sindacale è quella dell'uscita dal Ministero dell'Interno, che comunque è un ministero che ha un budget economico che ogni anno viene stanziato per la normale attività, però in caso di calamità o di emergenze comunque noi andiamo a attingere ai fondi di protezione civile. Quindi l'allocazione naturale sarebbe quella proprio di uscire dal Ministero dell'Interno ed essere inseriti assieme alla protezione civile all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, organo più diretto e che comunque in brevissimo tempo riesce a stanziare soldi per emergenze o per criticità come può essere quella di Padova. Adesso pare che con il decreto sicurezza siano stati stanziati degli straordinari per il personale, però questo non è soluzione, perché comunque già attualmente il personale fa turni da 18 ore consecutive contro le 12 normali, viene richiamato prima dall'orario di lavoro, viene tenuto al lavoro però è una situazione appunto che va a appesantire ancora di più il nostro lavoro e crea comunque dei momenti anche interni che non sono insomma belli nel senso, puoi immaginare insomma uno stress continuato di lavoro può procurare anche delle tensioni, insomma. Mamma mia, cioè pensiamo anche da un punto di vista appunto della questione psicologica, insomma, che vive, della situazione psicologica che vive ognuno di voi, insomma un ambiente di lavoro crediamo anche abbastanza delicato da quel punto di vista. Ed è un'altra cosa secondo noi da sottolineare, vi chiamate vigili del fuoco, ma ricordiamo anche, e proprio recentemente lo è stato dimostrato, tutte le perturbazioni che ci sono state, cioè quando ci sono queste bombe d'acqua, questi scantinati allagati, cioè intervengono i vigili del fuoco, anche noi riferiamo decine di chiamate ai vigili del fuoco, cioè anche voi decine di chiamate, se siete, scusi, 4 gatti, come fate a rispondere a tutte? Dovete anche riuscire a valutare, a considerare, cioè crediamo che sia abbastanza... Sono le cosiddette microcalamità, quando succedono queste emergenze. Niente, non si fa nulla, si fa una scaletta di priorità, tantissime chiamate restano in attesa anche un giorno, però lì non è più un soccorso tecnico urgente, diciamo noi, quindi sono delle richieste di soccorso che rimangono inevase. Per fortuna che comunque abbiamo un sistema di protezione civile che con i suoi tempi si attiva, però si attiva. Ed è quello che noi vogliamo come organizzazione, essere veramente insieme alla protezione civile per avere un unico organo un'unica regia sui soccorsi, perché essendo staccati si rischia che la protezione civile vada in un verso e noi in un altro.
appunto avendo magari una sala operativa unica, assieme a loro, avere la possibilità di avere nel caso di microcalamità una collaborazione, questo significherebbe portare un servizio migliore al cittadino e risolvere anche con più rapidità appunto questi interventi. Anche perché lei giustamente parla di microcriminalità, ma come diciamo nell'esperienza quotidiana abbiamo visto anche quando si parlava di microcriminalità, no? Tante microcriminalità fanno una criminalità importante, tante microcalamità fanno una situazione di emergenza. Certo. Beh, attualmente basta un temporale e noi entriamo in emergenza, quindi è una microcalamità che dovrebbe essere, una microcalamità dovrebbe essere molto più estesa, regionale, invece a forza di ridurre diventa anche locale delle volte, e questo non può andare in crisi un comando che presta soccorso per un temporale. Sì, ok, ci sono problematiche idrauliche, idrogeologiche, niente da dire, però è anche quello che noi reclamiamo da tempo. Nel nostro corpo nazionale abbiamo degli operatori del soccorso che sono geologi, sono laureati, sono tantissimi, però questi non hanno possibilità di avanzamento di carriera, e questo è una penalizzazione, perché avremo tantissime risorse interne che non vengono anche nell'ambito della prevenzione. Io immagino il nostro territorio che ha forte rischio idrogeologico, uno studio della regione insieme a tecnici dei vigili del fuoco sarebbe una cosa molto fattibile secondo il nostro punto di vista e che porterebbe vantaggio per tutti, insomma. Invece c'è sempre questo distacco fra il nostro corpo nazionale e gli organi regionali di protezione civile. Sì, lei giustamente in apertura di puntata faceva riferimento alla riforma che risale al 2007. No? Diciamo l'ultimo riordino è del 2014, 14. Poi c'è stata la riforma delle carriere, cui ha preso parte anche la polizia, i carabinieri, l'esercito, che ha visto però come Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco la nuova creazione di 30 figure dirigenziali. La creazione di altre figure di funzionari, e il settore operativo praticamente sono rimaste le briciole in termini sia economici che di organico. La riforma aveva un progetto che era quello di premiare il personale operativo, di aumentarne anche di numero, invece si è spostata in un'altra direzione. E su questo come organizzazione sindacale siamo stati molto critici l'anno scorso. Purtroppo la volontà della politica forse è quella, come ripetevo, come dico all'inizio, magari di ridurre il corpo professionistico solo ai comandi provinciali e poi forzare questi enti di protezione civile che però finché non sono sotto il nostro coordinamento, sotto la nostra sì, appunto coordinamento, rischiamo che ci perdiamo un po' per strada, insomma, che un ente vada per una strada e un ente vada per un'altra. Sì, perché potremmo dire che ormai l'emergenza è diventata la quotidianità, certo. Perché appunto tra le tante cose che abbiamo enunciato va a finire che se non ogni giorno, ma quasi ogni 2 o 3 giorni ci siano situazioni che richiedono, per cui a questo punto se la politica è così miope da non riuscire a vedere l'emergenzialità di una situazione che richiede anche la prestazione di unità operative che siano adeguate anche come numero, certo. Se poi si va a sguarnire appunto tutta la serie dei comandi più importanti, buonanotte suonatori, infatti abbiamo visto, no, perché insomma è anche cambiata, come giustamente diceva lei, la condizione idrogeologica del territorio. Cioè noi, prima del 2010, quando è stata la grande alluvione, diciamo sì, c'era qualche esondazione, certo. Adesso ci siamo resi conto che negli ultimi 10-15 anni è cambiato molto, anche perché continuate a costruire, hanno abbattuto, insomma non andiamo a ripetere le stesse cose, insomma sono cambiate tante cose, probabilmente non c'è una lungimiranza da parte anche... manca la prevenzione. La prevenzione, esattamente, una prevenzione da quel punto di vista ed è un fatto gravissimo, perché certo. Oltretutto voi avete anche una bella attività con le scuole, ci sembra, per cui anche dal punto di vista educativo noi sappiamo che addirittura organizzate delle dimostrazioni che non sono solo dimostrazioni, anche proporre ai cittadini più piccoli, minori, certo. Anche quello che è la difficoltà del vostro lavoro, ma anche le situazioni più e meno gravi che si presentano. Certamente, no? Le piccole accortezze che può avere una persona in casa, ad esempio. Per noi è fondamentale
svelo un piccolo aneddoto: quando una persona ci chiama che sente l'odore di gas, ad esempio in un condominio, la prima cosa che diciamo: signora, vada a chiudere il contatore. Però delle volte il cittadino non sa nemmeno dove sia. Allora, con questi progetti di divulgazione del nostro lavoro andiamo anche proprio a sollecitare le persone a capire esattamente dov'è ad esempio il contatore del gas, quindi eliminare un possibile problema, insomma. Anche Quindi, quella è prevenzione, questa no? è prevenzione, certamente, certamente. Attualmente lo fa la nostra associazione dei Vigili del Fuoco in pensione, che è un'associazione di volenterosi che hanno prestato per anni servizio nel Corpo Nazionale, che si dedicano appunto a queste attività. Queste attività che dovrebbero essere anche ampliate col personale operativo di ruolo, perché comunque negli anni le cose anche sono un po' cambiate, ecco, questo. Poi ci sarebbe un altro capitolo importante che abbiamo un po' magari trascurato, che è il capitolo automezzi. Noi abbiamo automezzi. No, ha ragione. Automezzi che veramente arrivano a 30 anni di servizio. 30 anni di servizio per un mezzo di soccorso non è accettabile, no, assolutamente. Se no di media andiamo sui 20, 25, ci sono state delle ultime assegnazioni, però dopo tanti anni di blocco arriva un mezzo, logicamente viene sfruttato subito, prenderà la prima partenza, la partenza più importante, però se gli altri mezzi si rompono resta solo, cioè, qui abbiamo un continuo via vai di mezzi con le varie officine che abbiamo, e appunto dobbiamo sempre sopperire a queste cose, a queste mancanze. Si rompe un mezzo del distaccamento, dobbiamo prendere del personale, spostarlo, portare un altro mezzo in istituzione, quindi anche questo va a gravare sulla quotidianità e sulla possibilità di avere personale in più per far soccorso. Senta, quanto potrebbe venire a costare orientativamente tipo un'autobotte nuova? Beh, dipende. Allora, noi abbiamo delle APS, sono autopompe serbatoio, che è un mezzo che può fare qualsiasi tipo di intervento, generico diciamo. Contiene limitata portata d'acqua, 5 persone come dicevo all'interno, sì, e questo è la squadra base, diciamo. A questa si aggiungono dei mezzi speciali che può essere un'autobotte, quindi l'autobotte è una cisterna su un mezzo pesante, sì, non ha tantissima attrezzatura e quindi ha un costo minore rispetto a un APS con tutte le attrezzature. L'autoscala, che è un mezzo per lavorare in altezza e non solo, arriva a €1 milione come spesa, una buona autoscala completa di attrezzature. Gli APS andiamo dai 300, 400, poi dipende sempre il caricamento, perché anche il caricamento con le attrezzature, le pinze per tagliare le macchine, che ne so, le varie lance che abbiamo, tutte le strumentazioni che abbiamo, anche elettroniche, queste vanno a lievitare i prezzi, però se noi consideriamo, e questo come organizzazione l'abbiamo fatto, abbiamo verificato quanti soldi vengono spesi per la manutenzione dei mezzi, sì, scopriamo che con quei soldi là all'anno compriamo un mezzo, almeno una volta all'anno compriamo un mezzo. Poi tantissime cose che facevamo noi, tipo semplici lavori di tagliandi ai mezzi, li facevamo una volta perché avevamo delle officine interne attrezzate, sì, e degli operatori che erano proprio meccanici. Ora però, per mancanza di fondi, abbiamo comunque lasciato le cose tutte le officine esterne, quindi facciamo anche lavori, anche semplici cambi d'olio che potremmo fare noi, non possiamo farli, primo per mancanza di personale perché magari è impegnato per soccorso, e seconda cosa perché non abbiamo proprio i soldi per andare a comprare il materiale, e questo è una cosa che comunque va rivista, perché comunque nell'ottica di un rientro dei servizi che abbiamo dato all'esterno, perché comunque i servizi all'esterno per lo Stato si dimostrano sempre un costo aggiuntivo, che non averlo all'interno, secondo il nostro punto di vista. Quindi avere una squadretta di meccanici che possono intervenire H24, perché noi facciamo H24, quindi si rompe un mezzo, hanno già un'idea di cosa fare, insomma, è una cosa che può avere il nostro vantaggio, piuttosto che di aspettare il lunedì mattina, se magari il camion si rompe venerdì sera, aspettare il lunedì mattina di portarlo in officina, poi i giorni. Non ve lo potete permettere. No, noi abbiamo tantissime lavorazioni interne che potremmo averle ancora noi, invece abbiamo dato alle esterne. La manutenzione degli estintori. Gli estintori, insomma, li conosciamo come il pane, noi, il vigile del fuoco l'estintore lo conosce e sa anche come ricaricarlo, come manutentarlo.
però abbiamo affidato a delle ditte esterne il programma di manutenzione delle nostre sedi, che sinceramente è una cosa, visto che noi possiamo tranquillamente caricarlo e metterlo nelle sedi, perché non possiamo farlo noi? È un risparmio interno che ci porterebbe dei benefici. Purtroppo è una considerazione che mi dispiace fare, ma negli anni avevamo avuto dei dirigenti che provenivano dal settore operativo, sì. E questo era importante perché erano alcuni che comunque erano saliti sul mezzo nostro, avevano provato a spegnere un incendio. Ora sono tutti manager pubblici, quasi tutti. E questi sono solo delle persone che sono attente al bilancio, a risparmiare il più possibile, a far quadrare. Però amministrativamente non sono molto portati in quanto sono ingegneri. Sì. E quindi c'è questo appunto una contraddizione esattamente, servirebbe veramente come negli altri paesi che il comandante provenga dal settore operativo, faccia degli anni nel settore operativo, faccia degli anni nel settore dei funzionari e poi con la bravura diventi dirigente. Succede in altri paesi europei, certo, crediamo. Quasi tutto il mondo, il comandante arriva dal settore operativo. Che poi i vigili del fuoco nel resto d'Europa e nel resto del mondo siano inquadrati in maniera diversa dall'Italia, quello sì. Ma anche come numeri, noi, non so se avete visto sui giornali in questi giorni, noi siamo a Padova, garantiamo un vigile del fuoco per quasi 30.000 abitanti. Neanche Rambo, crediamo. No, a livello nazionale noi siamo 25.000. Sì. Solo a Parigi ce ne sono migliaia che farebbero i pompieri del nord Italia, ad esempio. Sì, ad esempio. Solo in Francia. Solo a Parigi ci sono i pompieri del nord Italia. Addirittura, certo. Solo nella città? Solo nella città di Parigi. La faccia, aspetta. Insomma, anche perché... Ci sono tantissimi aspetti, potremmo uno si fa anche un'idea, uno dice dal punto di vista della cura della sicurezza, la Francia è un paese all'avanguardia, l'Italia è ottavo mondo. Sì, no, diciamo, è un modo diverso perché loro comunque dell'equipaggio dei vigili del fuoco c'è anche il settore sanitario. Quindi nella squadra dei vigili del fuoco che esce hanno anche l'aggiunta in squadra di un medico o di un personale paramedico. È una soluzione che si potrebbe adottare anche in Italia. Ci sono alcune città, mi viene in mente ad esempio Venezia, che è una sala operativa nostra col SUEM insieme. Sì. Ci fosse anche il sistema di protezione civile all'interno, sarebbe l'ottimale. Speriamo che si vada verso questo obiettivo, perché comunque Venezia è la prima città su questo aspetto che ha fatto questa sperimentazione. 118, se pensiamo bene, col progetto del numero unico 112 si arriverà a una sala operativa unica, però bisogna, come ha detto anche il Presidente della Regione poco tempo fa, a noi ha detto questo 112 non deve essere fatto perché dobbiamo farlo, deve essere strutturato. Perché se io metto una sala operativa tipo call center, che risponde una persona che dice bene è un incendio, chiama i vigili del fuoco, risponde alla sala operativa dei vigili del fuoco che chiama il distaccamento, quindi i tempi si allungano. Poi diventa un passaggio. Esatto, inutile. Quindi va bene le sale operative uniche, però con personale dei vigili del fuoco, personale del SUEM, personale... è una cosa che va proposta, cioè va studiata, va messa in atto. Speriamo insomma, che venga fatta nel modo migliore. Insomma. Sì, che non diventi come dire, la campagna elettorale di un politico. Sì, perché comunque abbiamo già delle regioni che ce l'hanno, quindi possiamo già prendere gli esempi. Il Friuli ci sembra. Friuli, sì, la Lombardia, cioè, ci sono regioni che ce l'hanno. Vicine, sì, noi come Veneto siamo una delle poche regioni rimaste a non averlo, però è meglio sperimentarlo e vedere le problematiche che ci sono nelle altre regioni e cercare di attuarlo nella maniera migliore, quello è importante. Insomma. Noi ringraziamo Enrico Marchetto, con il quale ci sarebbe da parlare per una quindicina di puntate più che per una sola mattinata. Lo ringraziamo comunque per l'estrema chiarezza. Enrico Marchetto del coordinamento dell'Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco. Grazie a lei e buon lavoro. Grazie a voi dell'invito e arrivederci a presto. Grazie al nostro ospite, sperando insomma, che i nostri appelli nel nostro piccolo possano in qualche modo essere recepiti, anche perché insomma, il lavoro dei Vigili del Fuoco è un lavoro fondamentale per la nostra comunità. Noi ci fermiamo qui.
7 in punto si riproporrà come di consueto nei prossimi giorni per ulteriori approfondimenti. Grazie intanto dell'attenzione e buona giornata a tutti.